Eccoci. Allora, torniamo sempre e volevo sapere che effetto fa per la politica di Napoleone Austerlitz. Qual è l'effetto successivo, ingegnere? Allora, Austerlitz determina il predominio della Francia su quello che è il territorio fondamentale dell'Europa, e lo è tutt'oggi, cioè la Germania. Dopo Austerlitz ci sarà la battaglia, seguirà dopo pochi mesi la battaglia di Jena-Auerstadt, che praticamente espelle, tra virgolette, la Prussia dalla Germania, chiamiamola la Germania romana, la Germania del Reno. Comporterà appunto la fine del Sacro Romano Impero, questa struttura millenaria, e la riorganizzazione completa nella Sotto chi era il Sacro Romano Impero? Il Sacro Romano Impero ovviamente era sotto il controllo, tra virgolette, degli Asburgo ormai da quasi 500 anni, era un titolo formalmente elettivo, ma in realtà era quasi ereditario. Sì. E vengono, tra virgolette, c'è un processo di semplificazione, perché vengono eliminati tutti, noi avevamo ancora i vescovi principi in 4-5 vescovadi, alcuni erano vescovi elettori, e quindi viene proprio ridisegnata la mappa della Germania. L'appoggio della Germania, quindi ad esempio la trasformazione della Baviera in uno stato alleato, non dimentichiamo che Eugenio Beauharnais sposa la figlia del re di Baviera, permette a Napoleone e alla Francia di proiettarsi questa volta verso est. Sì. E quindi inseguendo la nuova Germania. Cosa? Napoleone va a formare una struttura diversa che sarà la nuova Germania. Nuova Germania, che poi porterà anche ai famosi discorsi di Fichtler alla nazione tedesca, quindi al nazionalismo tedesco. Ma in questa fase gli permette di andare oltre e arriva in Polonia, che è, tra virgolette, un'altra creatura, se vogliamo, come l'Italia del periodo napoleonico. E questo lo porta chiaramente in contrasto, così entriamo nel tema, in contrasto con la Russia. Lui crea, in realtà quando crea il Granducato di Varsavia non sottrae territorio alla Russia, il Granducato di Varsavia viene creato con territori ex prussiani, però è evidente che siccome sia l'Austria che la Russia avevano territori della Polonia, perché c'erano state le famose 3 spartizioni della Polonia, la semplice esistenza del Granducato di Varsavia per la Russia era, diciamo, come fumo negli occhi, e questo sarà sicuramente, per quanto nasca inizialmente un rapporto di alleanza, porterà prima o dopo a rompere questa intesa che si è raggiunta a Tilsit. E questa frattura rimane tuttora con le varie guerre, prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, e ancora adesso poi con l'invasione, la guerra fredda, eccetera. E allora passiamo, visto che siamo in quella zona, passiamo alla campagna di Russia, dove Napoleone mette in piedi per l'epoca il più grande esercito mai congegnato, fa arrivare truppe da tutta Europa e fa la marcia più lunga a piedi. Noi la conosciamo perché la disfatta di Russia ha fatto il contrario, cioè i nostri soldati sono tornati a piedi, quelli che sono sopravvissuti, io ne ho conosciuti 2, e invece Napoleone si arrampica verso Mosca, e però non conosce la psicologia dei russi, è abituato a confrontarsi con gli austriaci, con altre popolazioni che in qualche maniera mettono in piedi un esercito, ma è un esercito di scontro. I russi non hanno questa filosofia, questa strategia. Il contributo campagna di Russia. E questa è l'ultima follia, l'attacco alla Russia, il più grave errore di tutta la sua carriera di stratega. Napoleone vuole farla finita con uno zar infido, mostrando tutta la sua potenza. Parte con 600.000 uomini, i cavalli sono ben 110.000 e i pezzi d'artiglieria oltre 600. Mai si era visto un esercito di queste dimensioni. Dopo aver percorso 450 km in poco più di un mese, l'esercito ha già perso decine di migliaia di soldati, tra morti, feriti, malati e disertori. La decisione più saggia sarebbe quella di tornarsene indietro, ma Napoleone decide di proseguire. La strada per Mosca è libera. È una città morta. Non si muove niente. Signori, andiamo. Ma la grande armata si rende conto che sta conquistando un guscio vuoto.
A Mosca, Napoleone entra con poche decine di migliaia di uomini. Nelle strade non c'è resistenza. È una città fantasma. L'Europa intera tremerà quando si saprà che abbiamo preso Mosca. Finché non avremo lo zar, non avremo la Russia. Sono stati riempiti di micce, collegate a degli stracci imbevuti di zolfo e catrame. E così sono bastati pochi uomini, pronti a sacrificarsi e... Tutte le pompe antincendio sono state sabotate. In meno di 2 o 3 giorni Mosca sarà un mucchio di cenere. Napoleone, resosi conto dell'impossibilità di avviare trattative con lo zar, che stava raccogliendo truppe per la controffensiva, decide di prendere la strada del ritorno. Il 19 ottobre circa 100.000 uomini lasciano Mosca dopo solo un mese dal loro ingresso, ma le truppe russe di Kutuzov li aspettano sulla strada per Kaluga. Ma lungo il percorso la Grande Armée deve fare i conti con il peggiore dei nemici, il generale Inverno. La temperatura scende a -12, la neve accentua le difficoltà negli spostamenti. Il 13 novembre i francesi, quando entrano a Smolensk, sono ridotti a poco più di 40.000 unità. Dopo una breve sosta viene ripresa la marcia verso Vilnius. L'attraversamento della Beresina è possibile soltanto grazie alla costruzione di 2 ponti, dal momento che il fiume non è ghiacciato. Metà dell'esercito va persa. Solo 20.000 soldati riescono a proseguire il loro cammino in quelle lande innevate, ma lo stillicidio continua. Murat, al quale Napoleone ha lasciato il comando prima di correre verso Parigi, riesce a condurre a Vilnius l'8 dicembre 13.000 uomini, destinati a subire temperature prossime a -30 gradi. Li attende ancora una settimana di stenti prima di attraversare il Niemen, che segna il confine tra la Russia e il Granducato di Varsavia. Le cifre della disfatta napoleonica sono crude ed eloquenti. Ecco, questo fu il grande errore. È possibile un errore di questo genere da uno stratega così attento, così informato? Forse non aveva capito cos'era la Russia? Chinaglia? Sì, fra l'altro c'è una cosa che anche il filmato mette bene in evidenza, no? C'era stata, prima si citava spesso anche ovviamente l'illuminismo come elemento, diciamo, fondamentale per capire quest'epoca e anche la biografia di Napoleone. C'era questa contrapposizione tra le 2 città storiche della Russia, no? Mosca e San Pietroburgo. Allora, San Pietroburgo, la città moderna, la città occidentalizzata dallo zar Pietro, la città fatta anche materialmente di grandi palazzi di marmo e di splendore. Mosca è in legno principalmente, e questo perché era anche rimasta forse la parte più conservatrice, la parte più legata alla struttura tradizionale dell'impero. Quello che fa veramente, come giustamente si ricordava prima, così, come spesso si dice, la storia è maestra di vita con degli scolari molto poco attenti, è che buona parte di questi errori verranno appunto ripetuti pedissequamente un secolo dopo. Una cosa che è interessante notare, così come si diceva prima, la vicenda della Confederazione del Reno implica una formazione di un sentimento tedesco. Io credo che, al di là degli aspetti militari, questa vicenda sia anche fondamentale per capire quello che succede nella Russia dell'Ottocento.
Cioè da un lato ovviamente lo zar che diventa protagonista poi della Santa Alleanza, di quanto si va a stabilire a Vienna, e poi comunque un processo di trasformazione della società russa, di cui una delle espressioni più interessanti è quel movimento populista, che non c'entra nulla con l'uso che facciamo noi oggi della parola populista, di cui Tolstoi, che in Guerra e Pace dà l'affresco più interessante di questa vicenda, è l'espressione, cioè l'idea comunque di un qualcosa che ha radunato un popolo che fino a quel momento era molto diviso, insomma, perché sappiamo che la Russia ha ancora un sistema con una servitù della gleba che viene abolita formalmente solo nel 1861, e l'assenza di una classe media che in larga parte è fatto che viene sopperito dalla presenza ebraica, per cui secondo me anche per capire quei prodromi che alla lunga porteranno alla rivoluzione nel 1917 bisogna anche capire l'atteggiamento, no, che viene tenuto. Però ecco, tenendo conto che simbolicamente, no, il marmo di San Pietroburgo contro il legno di Mosca. Ma Mosca rappresentava anche un'altra città importante per la religione e per la storia. Certo, è la terza Roma, come è noto, insomma, dal matrimonio avuto, insomma, agli inizi della dinastia imperiale, la continuità storica con Costantinopoli, storico-religiosa, che ancora oggi vediamo in parte anche nei rapporti fra la Russia e la Turchia, se vogliamo, no? Sì, con la tradizione di Costantino, quindi si rifugia là alla religione, e tant'è che sarà l'incipit per la guerra, che sarà la guerra di Crimea nel 1854, sempre per queste motivazioni. Lo zar vuol tornare a Istanbul e ad Istanbul reinstaurare il centro della cristianità, cosa che ovviamente a quel punto gli inglesi si rifiutano, e così i francesi, ma il mondo gira sempre in questa maniera. È uno degli episodi più drammatici della storia europea. Qui è strano come Napoleone faccia un errore dietro l'altro. Il primo è quello di, appena ha superato il confine, si aspetta di trovare il nemico per la battaglia. Il nemico non si fa vedere e quindi accusa, dopo che continua ad avanzare, accusa i russi di vigliaccheria. È strategia. Aumenta ancora di più le distanze, non valutando che cosa? Gli approvvigionamenti. Sappiamo le immense distanze che ci sono, per cui poi quando arriva a Mosca trova questa città deserta, come abbiamo visto, rimane 34 giorni, altro errore anche questo. Diciamo, un uomo della sua stoffa non dimostra quella lucidità che si aspettava, e durante la ritirata assistiamo agli episodi più incredibili, più inauditi, al di là del freddo inverno rigido, ma assistiamo proprio ai cosacchi che, ben forniti e dotati di cavallo, perché questa era l'arma principale che sostituiva i camion, l'artiglieria e altro, i cosacchi si divertono, si potrebbe dire. Di 617.000 uomini che facevano parte della grande armata russa ne arrivano 13.000 a Parigi, e qui assistiamo, come dicevo, a episodi incredibili di cannibalismo fra i soldati, i cani che seguivano per cibarsi dei cadaveri, delle salme. E poi una delle due battaglie, perché dobbiamo ricordare che la Russia, la campagna di svolta di Russia prosegue anche nel 13 e nel 14 come coalizione, e sarà proprio la Russia a capitaneare la coalizione che entrerà per prima a Parigi nel 1814. Ecco, questo ci deve anche far dire un'altra cosa, che lo sforzo bellico che ha fatto la Russia è spesso misconosciuto, nel senso che si sono più valutati i benefici. Le librerie inglesi scricchiolano dei libri scritti su Nelson, su Wellington, su Waterloo, ma dello sforzo bellico che ha fatto la Russia per contrastare e per poi rintuzzare questa diciamo offensiva francese, ecco, si sottovaluta, perché
perché tutte le storie di queste campagne sono state scritte su fonti di storici francesi e tedeschi, poiché l'accesso agli archivi sovietici è stato reso possibile solo nel 1991, quindi per 2 secoli si è quasi enfatizzato più una disfatta che ci sta tutta sul fronte del calcolo militare di Napoleone, ma si sottovaluta invece anche lo sforzo bellico della popolazione russa. Ma diciamo che è una tradizione nei confronti della Russia, perché anche nella Prima Guerra Mondiale non si riconosce la capacità della Russia di tenere un fronte di quel tipo, e poi l'infiltrazione del bolscevismo attraverso il famoso treno che attraversa la Germania, e poi successivamente anche con l'ultima guerra mondiale, 27 milioni di morti, e la guerra l'hanno vinta gli alleati. E questa è una delle altre cose che bisogna dar merito a chi ce l'ha avuto. Volevo chiedere all'avvocato quanti veneti nella Grande Armée in Russia? Tantissimi, 27.000, perché sono stati arruolati in maniera generalizzata dappertutto, nel senso che non sapevano dove andavano. Veneziani pochi, veneti tantissimi, hanno 37.000 sono gli italiani che partecipano a questa grande armata. Hanno spopolato una generazione di giovani di giovani di paesi che non sono più tornati, sono rimasti in Russia. Certo. E quindi adesso, finita la campagna di Russia, abbiamo un breve contributo. Metternich fa una proposta di pace che naturalmente vediamo come va a finire. Io non chiedo la pace a nessuno, la faccio. O meglio, la impongo. Io penso che la Francia non sia nella posizione di imporre niente a nessuno, Sire. Tutti sanno che avete perso gran parte delle vostre truppe in Russia. Osereste dunque ingiungermi di rinunciare alle mie conquiste in Europa e di riportare la Francia entro i confini che aveva prima. Durante tutti questi anni, migliaia di francesi sarebbero dunque morti per niente. Voi siete pazzo. Il vostro imperatore è diventato pazzo. Credete che accetterò? Venite, voglio mostrarvi una cosa. Mi sono bastati 3 mesi per ricostruire la grande armata. Questo è uno dei miei nuovi reggimenti. Nuovi soldati giocattolo, volete dire? Porterete questa risposta al vostro padrone. Se l'Austria mi dichiarerà guerra, io seppellirò Vienna sotto le sue rovine. Sarà la vostra fine, Sire. La sua abilità sul campo è sempre da manuale, ma le forze contro di lui diventano sempre più numerose e accerchianti. È la Santa Alleanza. Sire, noi vi amiamo. Quelli che devono andarsene lo fanno col cuore a pezzi. Per quelli che restano, vi chiediamo una cosa soltanto: la verità. Abbiamo perso la guerra, non è vero? Perché perso? Perché il nemico dispone di forze considerevoli? Ho delle truppe di riserva sufficienti per lanciare una controffensiva. E poi guardatemi bene. Sono forse meno determinato che ad Austerlitz, a Jena o a Wagram? Allora, se non sono cambiato, di cosa avete paura? Che cosa dite, generale? Che cosa avete da borbottare? Dice, Sire, che una controffensiva è impossibile. Riusciamo a malapena a tenere le posizioni. Sarebbe forse più ragionevole ripiegare in buon ordine per difendere la Francia. Dopo alterne vicende, nel 1814 gli eserciti dell'Alleanza entrano in Francia e puntano su Parigi. Anche i suoi marescialli stanno per lasciarlo.
Sire. Generale Belliard, che cosa fate voi qui? Mi manda il maresciallo Marmont, Sire. Sono venuto a cercare gli alloggi per le truppe che devono evacuare la capitale. Evacuare la capitale? Voi siete pazzo, generale. C'è mio fratello Giuseppe alla difesa di Parigi e non penso che si arrenderà tanto facilmente. Ha già firmato la resa, Sire, e ha dato anche l'ordine di ritirare le truppe. Non importa se l'armata ripiega, il popolo non si sottometterà. I parigini staranno con me. Li inciterò a prendere le armi per cacciare il nemico. La battaglia di Parigi sarà decisiva. Non ci sarà nessuna battaglia di Parigi, Sire. È troppo tardi. È finita. Hanno firmato la resa e Vostra Maestà è tenuta a rispettarla. La Francia ha dato la sua parola, Sire. I cosacchi sono entrati a Parigi. La gente sarà pronta a qualunque tradimento pur di proteggere la città. Hanno persino applaudito il decreto degli alleati che chiede la vostra abdicazione. Abdicazione alle seguenti condizioni. Non c'è bisogno di leggerle per sapere che sono inaccettabili. Maestà, oh mio Dio. Maestà. Aiuto! Aiuto! Sire, voi dovete vivere. Chiamate il dottor Ivan, presto! Sì, signore. Sì. 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 Sire, voi dovete vivere. Dovete vivere. Ecco, arriviamo al suicidio e naturalmente al trasporto di Napoleone all'isola d'Elba. Prego, professore. Sì, l'epilogo inevitabile, perché a quel punto la Francia non poteva più evitare un'invasione. La disfatta era stata totale, si era rotto un incantesimo, nonostante il tentativo di Napoleone di rifarsi ancora un popolo che pensa che sia con lui, ma aveva già dimostrato un cinismo incredibile, perché tornando a Parigi si era fatto precedere da un telegramma, da un messaggio di questo tipo. Voleva informare la popolazione che Sua Maestà l'Imperatore non è mai stato così bene di salute, di ritorno dalla disfatta di Russia, con tutti quei morti che si portava come risultato di questa brutta avventura. Ecco, questo cinismo, questa mancanza di tatto non solo fa rompere l'incantesimo con il popolo, ma anche con i suoi più stretti collaboratori, come abbiamo visto. Tenta il suicidio perché si vede come uomo perso, e in questo frangente interessante il suo ministro Talleyrand, già quando si pensa cosa farne adesso di Napoleone, si ipotizza già l'isola di Sant'Elena. Non sarà ascoltato questo suggerimento e gli danno invece tutti gli onori per quanto riguarda un esilio da principesco, fa il sindaco re nell'isola d'Elba. Bene. Un posto, quello dell'isola d'Elba, dove stava bene, dove ancora se lo ricordano in maniera come se fosse successo ieri, e quindi questo lascia l'idea di come anche
in una disfatta così catastrofica, e la fine di un impero. Napoleone ha avuto invece un ruolo di insegnamento. Non gli è bastato, perché poi dopo finirà i suoi giorni in altro modo ancora. Certo è che l'isola d'Elba forse tutto sommato è un posto dove a Napoleone ancora vogliono bene. Perché ha fatto partire il turismo. Uno dei posti dove Napoleone è considerato un cittadino illustre, una rappresentanza importante, un qualche cosa da ricordare e da menzionare. Ma era importante anche nella villa di Stra, c'è ancora la tazzina dove Napoleone ha bevuto il caffè. Sì. No, quindi l'hanno messa bene in mostra, ma questo fa parte di una pulsione, diciamo, ci sono turistico. 2 o 3 case veneziane o palazzi veneziani che conservano cimeli lasciati e dicono questo è un dono di Napoleone. Qualcuna è una famiglia ebraica, nel senso che hanno questa cosa pur essendo sempre stati trattati bene anche dalla Repubblica Veneta, certo. E quindi una famiglia che ha conservato, ma ci sono questi cimeli napoleonici e ci sono anche qualche palazzo affrescato con le aquile. Diciamo che mentre Venezia e lo stile impero ha funzionato. Mentre Venezia nei confronti della popolazione ebraica ha avuto un'apertura di un certo tempo, anche se non immediata, però nel tempo ha concepito un rapporto completamente diverso, la Francia no, e quindi Napoleone era uno di quelli che aveva, diciamo, parificato i diritti di una certa popolazione rispetto al resto del paese, e cosa che è abbastanza rara, poi non si andrà in questa direzione. Vogliamo fuga dall'Elba, facciamo un altro contributo e vediamo Napoleone che se ne torna a casa. Ma come torna a casa? Perché poi io vorrei far meditare, visto che è un evento abbastanza vicino a noi, come anche durante l'ultima guerra i francesi voltarono Gabbana più di una volta, sia nei confronti prima contro i tedeschi, poi da parte dei tedeschi, e contribuirono al conflitto per alimentare la capacità bellica di Hitler. Poi, finita la guerra, è arrivato l'altro Napoleone, e naturalmente tornarono a essere tutti francesi, liberté, fraternité, égalité, eccetera. Quindi vediamo questa fuga dall'isola d'Elba. Era da molto tempo che il rumore di soldati in marcia tormentava i popoli d'Europa. Dall'arrivo di Napoleone fino alla sua forzata abdicazione, il terribile spettro della guerra fu presente in tutto il continente per una ventina d'anni, senza interruzione. Nel 1814 la sconfitta di Napoleone a opera degli alleati segnò apparentemente la fine del tiranno, che non sarebbe durato a lungo, poiché il 1 marzo 1815 Napoleone fuggì dal suo esilio nell'isola d'Elba e rientrò in Francia, portando con sé lo spettro minaccioso della guerra sull'Europa. È con pochissimi seguaci che Napoleone sbarca sulla costa francese, a Saint-Jouan. Dei pescatori locali non credono ai propri occhi quando vedono arrivare l'imperatore. È un momento cruciale per Napoleone, per capire gli umori dei francesi. Non avrai bisogno di usare un'arma. Ho intenzione di riprendere il mio trono senza versare una sola goccia di sangue francese. Questo grido si ripeterà 100, 1000 volte man mano che risalirà la Francia. A Parigi la notizia della fuga dall'Elba di Napoleone crea sconcerto e allarme. Bisogna subito fermarlo prima che sia troppo tardi. E qui avviene un episodio incredibile. Sapete le voci che corrono? Napoleone sarebbe fuggito dall'isola d'Elba. Che idea quegli incapaci di inglesi. Il maresciallo Ney, uno dei più stretti collaboratori di Napoleone, che dopo la sua caduta si era allineato con il nuovo regime, accetta di andare a fermarlo. Anzi, pronuncia una frase rimasta famosa. Gli porterò qui quel forsennato dentro una gabbia di ferro. Ma ecco quello che succede. Soldati! Pronti al fuoco! Soldati!
Piedar! Maresciallo Ney! Soldati del quinto di linea! Sono il vostro imperatore! Al mio comando! Fuoco! Ce n'hai messo di tempo. Una volta venivi per primo a prendere i miei ordini. Tieni da quella, imbecille, se no con che difenderai il tuo imperatore? Anche se aveva guadagnato nuovi seguaci, la risposta dei suoi nemici non si fece attendere. In una singolare dimostrazione di solidarietà, Gran Bretagna, Russia, Prussia e Austria, unite nella settima coalizione, giunsero a un accordo, il Trattato di Vienna, il cui scopo era liberare l'Europa dall'odio napoleonico. Doveva essere schiacciato con la forza quanto prima, poiché non ci sarebbe stata una pace duratura finché Napoleone non fosse stato definitivamente sconfitto sul campo di battaglia. L'imperatore aveva bisogno di consolidare la sua posizione in Francia e naturalmente assicurare la pace per dimostrare le sue intenzioni pacifiche e, contro la volontà dei suoi soldati, apparve in pubblico in abiti borghesi e non con la sua famosa casacca grigia e la divisa militare. Napoleone aveva bisogno di tempo per sistemare il suo esercito, poiché durante l'anno di esilio questo era stato drasticamente ridotto. Davanti a questa coalizione ossessionata dall'idea di distruggere Napoleone, questi non aveva altra alternativa che lottare nella cosiddetta campagna dei 100 giorni. Ma la situazione strategica in cui si trovava l'imperatore era disperante. Riuscì a mettere in piedi un esercito di soli 280.000 uomini. Gli alleati avevano organizzato gli eserciti di 4 nazioni, mobilitando circa 800.000 uomini. Si organizzarono 5 eserciti. Wellington, con un esercito di 110.000 soldati integrato da truppe britanniche, olandesi e belghe, doveva attaccare Parigi da Bruxelles. Il suo fianco sinistro sarebbe stato protetto dal maresciallo Blücher, da 210.000 soldati, doveva attaccare la Francia dalla Foresta Nera. Il generale Fremont, con un esercito di soli 83.000 austriaci e italiani, doveva avanzare dalla Riviera per minacciare i lionesi. Infine, 150.000 russi, comandati da Barclay de Tolly, avrebbero attaccato la Francia dal Reno. Questi eserciti dovevano avanzare fino a Parigi. Nonostante una strategia ben ideata, significava portare avanti una manovra così impegnativa che la sua effettiva realizzazione avrebbe comportato un tempo molto lungo. Solo 2 di quegli eserciti stanziati in Belgio, le truppe britanniche sotto il comando di Wellington e le truppe prussiane sotto il comando di Blücher, si trovavano nelle loro posizioni nel maggio del 1815. Gli austriaci non sarebbero arrivati prima di luglio e i russi, che venivano da Mosca, avrebbero ritardato ancora di più. Questo diede l'opportunità a Napoleone di attuare la sua strategia favorita, quella della posizione centrale. L'idea era di condurre il suo esercito come un cuneo tra le 2 truppe nemiche e vincere ciascuna separatamente. Valendosi della superiorità numerica, una volta vinto il primo, avrebbe circondato il secondo. In definitiva, un'idea brillante, perché nella sua realizzazione si verificò un grande numero di errori commessi sia da Napoleone che da alcuni dei suoi comandanti. La prospettiva di sconfiggere i 2 eserciti nemici a portata di mano significava che Napoleone avrebbe potuto finire la campagna prima dell'arrivo degli austriaci e dei russi. Wellington era un generale vincente, molto popolare tra i suoi uomini e soprattutto non era mai stato sconfitto dai francesi nei lunghi anni di lotta in Spagna. Aveva 46 anni, la stessa età di Napoleone, ma non soffriva di quelle patologie che disturbavano l'imperatore. Nonostante la fama di uomo riservato, si preoccupava sinceramente dei suoi uomini, i quali sapevano che mai avrebbe sacrificato nessuna vita inutilmente. Qualche volta il Duca di Ferro aveva pianto sinceramente davanti all'elenco dei caduti. L'esercito di Wellington veniva rifornito da Ostenda, mentre quello prussiano dalla Germania. Attaccando il crocevia che univa entrambi gli eserciti, Napoleone pensava che quando si fossero visti minacciati, i 2 eserciti si sarebbero separati uno dall'altro verso le rispettive riserve, il che gli avrebbe permesso di circondarli e di sconfiggerli uno dopo l'altro. Eccoci qua. Eccoci rientrati. Allora, facciamo un breve intervallo pubblicitario e poi passiamo al commento di questa prima parte, che è l'anticipazione di Waterloo.